A Realmonte a rischio le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio. L'ex sindaco Lattuca impugna al TAR la delibera con la quale è stata sfiduciata. Camera di Consiglio fissata al prossimo 13 maggio. Al via a Lampedusa Giovani in Festa 2025, presente l'Arcivescovo Damiano. Cerimonia di premiazione oggi del concorso nazionale Disegna la legalità, indetto dalla Camera di Commercio di Agrigento in collaborazione con l'Ufficio Provinciale Scolastico. Domani al Teatro Pirandello Forum per la Pace, organizzato dal distretto del Rotary Club. Telefonata anonima segnalava la presenza di una bomba alla Torre Carlo V a Porto Empedocle nel giorno dell'arrivo della nave Vespucci. Auto bruciata in via delle Torri ad Agrigento. A Raffadali denunciato un ventenne per possesso di hashish. Antonella Attanasio riconfermata per il prossimo quadriennio alla guida del CONI provinciale. Ultima giornata del campionato di Serie D attesa per il Cassum Favara. Partono i play-off e play-out per i campionati di eccellenza e promozione. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 3 maggio. Al comune di Realmonte a rischio le prossime elezioni del 25 e 26 maggio. L'ex sindaco Santina Lattuca impugna al TAR la delibera con la quale è stata sfiduciata, udienza fissata al prossimo 13 maggio. Il nostro servizio. A rischio le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio presso il comune di Realmonte, l'ex sindaco Santina Lattuca ha impugnato al TAR la delibera con la quale è stata sfiduciata. Durante la seduta del Consiglio Comunale a Realmonte, tenutasi in data 14 marzo 2025, i consiglieri comunali hanno discusso e votato la mozione di sfiducia presentata nei confronti dell'allora sindaco in carica Santina Lattuca, eletta sindaco nell'ottobre del 2020. A seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il dottor Carmelo Burgio quale commissario straordinario del Comune di Realmonte. Successivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato anche disposto che le elezioni relative al sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio prossimo. L'ex sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al TAR Sicilia di Palermo un ricorso contro il comune di Realmonte nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell'assessorato regionale alle autonomie locali, della funzione pubblica, del commissario straordinario dottor Carmelo Burgio e dell'ex presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, avvocatessa Irene Pilato, e dei consiglieri comunali decaduti. Con il medesimo ricorso è stato impugnato anche il decreto dell'assessore alle autonomie locali, che ha incluso il Comune di Realmonte tra quello in cui saranno rinnovati sindaco e consiglio comunale. Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio il candidato a sindaco Mallia Alessandro Pietro, l'ex presidente del Consiglio Comunale del Comune di Realmonte, avvocatessa Irene Pilato, nonché i consiglieri uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica, Salvatore Putrone, Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, difesi dagli avvocati Rubino e Impiduglia. Il TAR di Palermo ha già fissato la Camera di Consiglio del 13 maggio 2025 per la trattazione della domanda cautelare proposta dall'ex sindaco Lattuca. In tale sede saranno esaminate anche le eccezioni e le difese formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia. È iniziato il Giovani in Festa edizione 2025 che quest'anno si svolge a Lampedusa. Numerose le comitive di giovani arrivati da diversi comuni della provincia con il traghetto di linea. Ad accompagnare i ragazzi, il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano, ad accoglierli il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. Il nostro servizio da Lampedusa. È una tappa di un cammino che dura, mi dicono, 40 anni.
questo di Giovani in Festa, nei vari comuni della diocesi. E quest'anno si è proposto, si è scelto Lampedusa. Voi siete? Intanto uno dei comuni che ancora non era stato coinvolto in questo cammino dei giovani, e quindi è coinciso un po' il 40°, l'anno giubilare in corso, e poi eravamo certi di questo tempo meraviglioso. Questa è stata la prima visita di Papa Francesco per questo dramma, per questo grido che si alza dal Mediterraneo, e ha voluto con quella visita nel 2013, no? Abbiamo ricordato per il decennale qui a Lampedusa, ha voluto portare l'attenzione su questo dramma che si sta svolgendo, e quindi ci stava questo Giovani in Festa qui a Lampedusa, ci stava portare questi giovani, 1 migliaio più o meno, una testimonianza di fede, di ricerca di fede all'insegna della libertà. La libertà è una faccenda seria, no? Perché il Vangelo rende liberi, magari non tutti lo si comprende, ma piano piano bisogna proporre, bisogna presentare questo Gesù morto e risorto per me e per te e per tutti. Una bella festa piena di giovani, piena di energia, piena di animazione. Un evento molto atteso, sta coinvolgendo tutta la popolazione, è la prima volta insomma che si fa qua sull'isola, e ringraziamo insomma la diocesi, il nostro vescovo per aver comunque consentito che si potesse svolgere. E oggi ci saranno l'isola invasa di forza vitale, di giovani e di gioventù, per cui cosa più bella non poteva esserci. E stamani presso la Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico, si è svolta la premiazione del concorso nazionale Disegna la legalità, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, organizzato dalla Camera di Commercio, cui hanno partecipato tanti istituti della nostra Sicilia. La Camera di Commercio oggi premia i partecipanti e vincitori del concorso Disegna la legalità, che ha avuto un ottimo riscontro in tutta la Sicilia. Sì, questo è un concorso che abbiamo fatto alla Camera di Commercio in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, ed è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole. E il fine principale di questo concorso è quello di educare i ragazzi alla legalità e alla cultura dell'ambiente, in maniera di avere, speriamo, una società migliore basata su questi 2 punti cardine, del progresso. Prefetto, oggi si premia la legalità in un concorso sulla legalità organizzato dalla Camera di Commercio, che ha visto la partecipazione di tanti istituti della nostra Sicilia. Fa piacere che la Camera di Commercio, come tanti altri enti sul territorio, si spendano su queste tematiche. Quindi la legalità passa attraverso non solo la società civile e le istituzioni, ma in modo particolare le giovani generazioni. Quindi il coinvolgimento degli studenti è una nota di merito per la Camera di Commercio, ma così come tante altre componenti del territorio. Importante questa giornata di oggi, perché disegnare la legalità significa che noi possiamo, anche attraverso il pensiero dei giovani studenti, capire come loro immaginano la legalità. Quindi è qualcosa di innovativo, e quindi questo va a merito di chi ha organizzato questa giornata. Come sempre le istituzioni devono sempre essere presenti, è un dovere delle istituzioni essere presenti in queste circostanze,
perché il segnale deve essere ben chiaro agli studenti e a tutte le giovani generazioni, che chi rappresenta e ricopre ruoli pubblici in questo territorio provinciale deve essere sempre a fianco dei giovani, sempre a fianco e soprattutto sostenerli nel loro percorso di vita. Quindi questo è il motivo di questa iniziativa, della presenza delle istituzioni e soprattutto questa forte interazione col territorio. Quindi benvengano queste iniziative e dico un plauso ancora una volta alla Camera di Commercio. Sono il docente referente per quanto riguarda le tematiche della legalità. Abbiamo organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio questa giornata di sostegno appunto ai temi della legalità e dell'arte in questo caso, perché i ragazzi hanno prodotto tutta una serie di elaborati artistici con appunto sul tema della legalità, della difesa della legalità e dell'innovazione nel campo appunto della lotta alla legalità. I ragazzi hanno prodotto tanti elaborati, sono stati veramente tutti bravi e con sfondi e tematiche veramente di valore, come adesso si vedrà nella premiazione. L'ufficio scolastico è sempre presente in queste attività e il nostro dirigente, il dottore Moschella, è molto sensibile appunto alla promozione di questi temi. E domani domenica ad Agrigento, presso il Teatro Pirandello, Forum per la Pace organizzato dal Distretto Rotary 2110, Sicilia e Malta. Al Teatro Pirandello domani domenica il Forum per la Pace che guarda al futuro, religioni, diplomazia, istituzioni e infanzia nei conflitti. Il Rotary è pronto ad accendere riflettori sulla costruzione della pace positiva con il loro progetto Edifichiamo la Pace. In un mondo dove sembra esserci sempre meno pace, il Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, attraverso una commissione ad hoc, ha deciso di promuovere un forum per la pace, che è molto di più di un evento, ma un laboratorio di idee, di visioni condivise e anche un luogo dove si prova a seminare il futuro delle prossime generazioni. E così domani dalle 9 alle 13 il Teatro Pirandello si trasformerà per un'intera mattinata in una vera e propria agorà della pace, dove esperti, attivisti, studiosi discuteranno i temi più urgenti del nostro tempo, come il tema delle religioni, la diplomazia, il caso della Palestina e ancora l'infanzia nei territori di guerra, con voci silenziate da ascoltare. Si proverà anche a capire come rendere la pace duratura, cultura, giustizia e partecipazione, trasmettendo il valore della pace in un mondo che cambia. La pace positiva non è solo l'assenza di guerra, dice Pietro Leto, ambasciatore dell'Institute for Economics and Peace, ma la presenza viva della giustizia, del rispetto reciproco, della dignità per ogni essere umano. È una pace che si costruisce ogni giorno con gesti concreti, con il coraggio di scegliere il dialogo invece del conflitto. In sostanza sarà anche un'occasione di confronto e di riflessione in cui la parola pace non sarà usata solo come slogan, ma esplorata nella sua dimensione concreta. Il Rotary, conclude Giuseppe Pitari, governatore del distretto 2110 del Rotary, ribadisce il suo impegno globale in favore della pace. Continuiamo a essere costruttori di cambiamento, ambasciatori di sostenibilità, testimoni di speranza. Ogni nostro gesto può diventare un seme che germoglia, ogni nostro progetto un albero che cresce. Il futuro lo costruiamo insieme. Insieme perché nessuno è ultimo. Estratti i biglietti della lotteria di beneficenza organizzati dall'Associazione Volontari di Strada di Agrigento. Vanno ai possessori dei biglietti numeri 452, 483 e 470 i 3 premi più ambiti della lotteria di beneficenza promossa in tandem dall'Associazione Volontari di Strada e dalla Juventus Official Fan Club Valle dei Templi. Si tratta rispettivamente di un pallone autografato dai giocatori della Juventus e di 2 magliette sempre della Juventus. La cerimonia di estrazione dei biglietti è avvenuta nei locali della sede dell'associazione. A sovrintendere alle operazioni è stata la stessa presidente Anna Marino, assistita dalla piccola Vittoria che ha avuto l'ebbrezza di estrarre tagliandi dall'urna. È stata un'esperienza esaltante, ha dichiarato la presidente Anna Marino,
che ha visto coinvolta tutta l'associazione in un'azione di sensibilizzazione, un'iniziativa benefica alla Lotteria della Solidarietà, che al pari di tante altre promosse dai volontari di strada ha riscosso un buon successo tra gli agrigentini, particolarmente sensibili ai temi della solidarietà e della beneficenza. Ovviamente si ringraziano tutti gli sponsor che hanno messo in palio i premi, ringraziamo inoltre quelli che hanno dato un contributo economico. Tutti ci hanno consentito di portare a termine questa iniziativa. Siamo felici, conclude la Presidente dell'Associazione Volontari di Strada Anna Marino, perché anche quest'anno, pur tra mille difficoltà, abbiamo cercato di dare un senso alla Pasqua per i meno fortunati, per quelle famiglie che vivono il dramma della mancanza del lavoro. La nostra associazione opera nel territorio agrigentino da un ventennio, aiutando ben 300 famiglie. E i consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Ersini, Nuara, Traina e Di Francesco esprimono il proprio ringraziamento al prefetto Caccamo per la sensibilità e l'attenzione dimostrata nell'accogliere la richiesta di posticipare l'avvio dei lavori previsti nel torrente Re a Porto Empedocle. I consiglieri comunali di opposizione del comune di Porto Empedocle, Salvatore Ersini, Melania Nuara, Antonio Traina e Gerlando Di Francesco esprimono il proprio ringraziamento al prefetto Caccamo per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nell'accogliere la richiesta di posticipare l'avvio dei lavori previsti nel torrente Re. Il rinvio degli interventi a dopo la stagione estiva rappresenta una decisione di grande buonsenso che evita di compromettere in un periodo cruciale la già delicata viabilità della zona. La chiusura dell'area infatti avrebbe causato disagi sia alla circolazione stradale che alla vita quotidiana di residenti, attività commerciali e turisti. Siamo grati al prefetto per avere compreso l'urgenza di una decisione che tenesse conto delle esigenze concrete della cittadinanza, dichiarano i consiglieri di opposizione. Questo rinvio permetterà di conciliare l'esigenza di intervenire sul territorio con quella altrettanto importante di garantire una viabilità sicura e fluida nel periodo estivo. I consiglieri comunali sottolineano infine che come la collaborazione tra le istituzioni, quando è guidata da senso di responsabilità e attenzione al territorio, possa portare a risultati positivi per la comunità. Purtroppo, concludono i consiglieri comunali di opposizione, ancora una volta dobbiamo constatare l'assenza del sindaco che si dimostra distante dai reali problemi della città e poco sensibile alla necessità quotidiane dei cittadini empedoclini. Una guida amministrativa dovrebbe essere presente, attenta e pronta ad agire per prevenire disagi, non rincorrerli o ignorarli. Sarà pubblicata nei prossimi giorni la legge che proroga al 30 giugno la misura denominata stracciabollo prevista dalla legge di stabilità 2025-2027. A darne notizia è l'assessore regionale all'economia Alessandro Dagnino. La norma stracciabollo, evidenzia l'assessore, ha fatto registrare un notevole interesse da parte di tutti i contribuenti. Con questa proroga assicuriamo un po' più di tempo a tutti quei cittadini siciliani che intendono usufruirne e pagare quindi senza interessi e sanzioni la tassa automobilistica regionale scaduta e non versata tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023. Per ottenere lo sgravio al momento è necessario effettuare il pagamento esclusivamente nei punti ACI o negli sportelli convenzionati entro il 30 aprile 2025. In tale modalità sarà possibile saldare la cartella con l'importo ridotto. Settimanalmente l'ACI farà pervenire al Dipartimento regionale delle finanze e del credito i flussi di pagamento e quest'ultimo poi provvederà a comunicare all'Agenzia delle Entrate la cancellazione delle somme non dovute grazie alla norma stracciabollo. E anche il paese di Sciascia, Racalmuto, ha festeggiato la festa del lavoro. L'intervista al sindaco. Sindaco, è un primo omaggio insolito rispetto agli altri anni
Giorni emozionanti con la consegna di pergamene e un convegno, e soprattutto questa intitolazione della piazza del popolo, adesso nominata Piazza Caduti sul Lavoro. In effetti sì, di concerto con la Giunta e la presenza del Consiglio Comunale abbiamo voluto ripristinare una tradizione importante a Racalmuto, che è il festeggiamento per il 1° maggio, la festa dei lavoratori, e quindi quest'anno rinverdiamo una tradizione che ci auguriamo possa prendere piede sempre di più, perché è un momento importante di celebrazione del lavoro in questo momento di grande difficoltà economica, e soprattutto parlare di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo abbiamo voluto organizzare questa festa in collaborazione con i borgesi, l'associazione dei borgesi, il Banda Comunale, Tammorinara, il gruppo del corteo storico, per finalmente riprendere questa tradizione gloriosa a Racalmuto e ricordare soprattutto i caduti sul lavoro. Ieri c'è stato un importante convegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, abbiamo ricordato i caduti sul lavoro consegnando delle pergamene ai familiari delle vittime, e oggi, dopo la deposizione di una corona al monumento dei caduti, qui in questa piazza che da oggi non sarà più Piazza del Popolo ma Piazza Caduti sul Lavoro. Abbiamo appena inaugurato la lapide che vediamo lì affissa, Piazza Caduti sul Lavoro, è un momento importante e noi vogliamo ricordare tutti i caduti sul lavoro e tutti insieme oggi avere un pensiero affettuoso per le vittime. Buona giornata a tutti, buona festa del lavoro. È un 1° maggio sperimentale, si pensa di migliorarlo? Assolutamente sì, abbiamo ripresa la tradizione. Oggi abbiamo detto la ipotizziamo come momento sperimentale, ma già c'è una grande partecipazione, ci sono carri allestiti, ci sono i gruppi, speriamo di fare meglio il prossimo anno. Una telefonata anonima giunta nel pomeriggio del 30 aprile segnalava la presenza di una bomba nella torre Carlo V a Porto Empedocle. A poca distanza al porto c'era ormeggiata la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare e la città agrigentina era letteralmente invasa da persone. Ad accorrere sono stati i carabinieri della compagnia di Agrigento e i poliziotti del commissariato frontiera di Porto Empedocle, che hanno subito interdetto il transito in tutta l'area. Sono fatti intervenire gli artificieri antisabotaggio e le unità cinofile, che hanno ispezionato da cima a fondo la torre, ma anche le aree esterne. Alla fine nessun ordigno è stato trovato. Adesso la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per l'ipotesi di reato di procurato allarme. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare chi ha fatto quella telefonata anonima. Chiamati dai residenti della zona a tarda notte sul luogo dell'accaduto, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che si sono occupati dell'opera di spegnimento delle fiamme. Un incendio è scoppiato in via delle Mura, in pieno centro storico ad Agrigento, e ha completamente divorato un'autovettura, come vedete dalle immagini, una Fiat Punto di proprietà di un 72enne pensionato agrigentino. Il rogo ha danneggiato anche il prospetto esterno della vicina abitazione. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell'accaduto, ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio. Ad occuparsi dell'attività investigativa sono i poliziotti della sezione volanti. Le cause dell'incendio sono in corso d'accertamento, privilegiata la natura dolosa. Continuano le truffe del finto carabiniere che tenta di raggirare una persona anziana, arrestato un 48enne. Ce ne parlano i colleghi di Messina. I carabinieri della compagnia di Sant'Agata di Militello hanno arrestato, nella flagranza del reato di truffa aggravata, un 48enne di origini catanesi, già noto alle forze dell'ordine anche per specifici reati, che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, con l'ormai noto raggiro del finto carabiniere avrebbe contattato telefonicamente un'anziana donna santagatese, riferendole di un fantomatico incidente cagionato dalla figlia con la conseguente richiesta di una somma di denaro che da lì a poco sarebbe passato a riscuotere un avvocato. A intervenire sono stati i militari della sezione radiomobile di Sant'Agata Militello che,
Coordinati dalla centrale operativa che aveva ricevuto la segnalazione al numero di pronto intervento 112, nelle vicinanze dell'abitazione della vittima, hanno intercettato e bloccato l'autovettura condotta dal presunto malvivente. Nell'immediatezza dei fatti, è stata avviata un'attività di indagine che ha permesso di documentare un quadro indiziario a carico del 48enne, quale presunto autore del crimine. Addosso all'uomo, i militari hanno trovato la somma di 5.000 euro che risultava quella consegnata dall'anziana vittima al presunto truffatore. L'uomo è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il denaro è stato restituito all'anziana donna. L'attività rientra nell'azione di contrasto dei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Messina del fenomeno delle truffe agli anziani, che sinora ha consentito, dal 2024, di arrestare ben 14 persone attraverso le attività di indagine e di controllo del territorio. Ma per combattere questi truffatori, i militari dell'Arma da tempo stanno svolgendo anche campagne informative in favore delle possibili vittime di questi gravi reati, in centri anziani, parrocchie e attraverso i media, diffondendo consigli per evitare i raggiri che hanno permesso in più circostanze di sventare numerose truffe, non andate a buon fine. Trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di poco meno di 100 grammi, un ventenne residente a Raffadali, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la scoperta della droga nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dai poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Università, la Regione stanzia oltre 26 milioni di euro per le borse di studio dell'ERSU, i colleghi di Messina. Più fondi per le borse di studio nell'anno accademico 2024-2025. Ammontano a 26.669.000 euro risorse destinate ai 4 enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia per gli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi. La misura contenuta in un decreto dell'assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale consente, grazie ai fondi comunitari 2021-2027, di soddisfare il 100% delle richieste pervenute agli ERSU di Palermo, Catania, Messina ed Enna, nell'anno accademico in corso, e di accogliere anche le domande di altri 7.826 studenti universitari, idonei non assegnatari di borsa di studio. Dopo una ricognizione dei fabbisogni degli ERSU, afferma l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Mimmo Turano, abbiamo deciso di aumentare le risorse. Con questa misura la Regione, da un lato, assicura una borsa di studio anche a quegli studenti che pur avendone diritto non l'avevano avuta per mancanza di fondi, e dall'altro, agli enti stessi di ottenere la premialità prevista dal Fondo Integrativo Statale. È una buona notizia che garantisce il diritto allo studio e assicura pari opportunità d'accesso anche all'istruzione accademica. La ripartizione dei fondi è stata così definita in base ai fabbisogni: 9,1 milioni di euro all'ERSU di Catania, 2,2 milioni all'ERSU di Enna, 7,4 milioni all'ERSU di Messina e 8,6 milioni all'ERSU di Palermo. Linea alla regia per la pubblicità. Il Comitato Regionale CONI Sicilia, guidata dal neopresidente Enzo Falzone, ha confermato nel ruolo di delegato provinciale per Agrigento Antonella Attanasio per il quadriennio olimpico 2024-2028. Sentiamo la stessa Antonella Attanasio in questa intervista da noi realizzata. Arriva il rinnovo del suo mandato, segno evidentemente di un lavoro ben fatto nel territorio. Sì, sicuramente questo è l'inizio del mio terzo mandato. Io sono delegato dal 2017, voluta dall'ex presidente regionale Sergio D'Antoni e adesso riconfermata dal nuovo presidente regionale Enzo Falzone, catanese. E sicuramente non era scontata questa riconferma, anche perché quando andiamo a guardare rispetto i vecchi delegati provinciali, che poi in Sicilia sono 9, perché ce n'è uno in ogni provincia, ne sono stati riconfermati solo 6, per cui voglio dire,
Sì, me l'aspettavo, però voglio dire, avevo ecco, un po' di ansia. Comunque è arrivata la conferma, io sono molto contenta di poter continuare a impegnare le mie energie per lo sport agrigentino, come ho sempre fatto, perché io sono sempre vissuta nel mondo dello sport e ci sono cresciuta. E ho coordinato lo sport scolastico per circa 34 anni e poi ho iniziato a dedicarmi, diciamo, all'attività sportiva in generale, quella provinciale, e dedicando il mio tempo diciamo, per quello che impone lo statuto e il regolamento del CONI, che ai delegati provinciali affida soprattutto la diffusione degli ideali olimpici sul territorio e il raccordo tra le società sportive, le federazioni e gli enti locali. Spero, ecco, in questi 4 anni di poter continuare ad operare e trovare terreno anche fertile, perché non è facile nel nostro territorio, e magari no per colpa, diciamo, dei sindaci e delle amministrazioni comunali. Non so ora con la provincia che tipo di rapporti potremo instaurare con queste neonate diciamo, amministrazioni provinciali, però cercheremo di fare del nostro meglio. Sicuramente gli impegni sono tanti. Ecco, il prossimo impegno importante sarà la celebrazione della Giornata Nazionale dello Sport, che quest'anno in via eccezionale sarà celebrata nei giorni 14 e 15 giugno, perché è accoppiata al Giubileo dello Sportivo che si celebrerà a Roma, per cui io penso di poter organizzare analoga manifestazione anche nella nostra provincia, andando nei comuni i cui sindaci si dichiarano disponibili a collaborare col CONI, perché ricordo che la giornata nazionale è istituita con un decreto del Consiglio dei Ministri e impone praticamente che ogni anno venga celebrata la giornata dello sport nazionale, da non confondere con quello europeo che poi si celebra a settembre, perché è lo sport italiano che va celebrato. E si fa sempre la prima domenica di giugno. Come ho detto, quest'anno in via eccezionale c'è questo differimento, ma spero di poter organizzare le cose al meglio. Sicuramente ci sarà la chiusura delle attività dei centri CONI, l'avvio delle attività degli educamp per le società che lo hanno richiesto, e un'altra cosa importantissima è che noi ci stiamo avviando all'anno olimpico, perché l'Italia ospiterà nel 2026, esattamente il 6 febbraio saranno inaugurate, le Olimpiadi invernali, quelle di Milano Cortina. Un evento importantissimo che sicuramente mi coinvolgerà, come coinvolgerà tutto lo sport agrigentino, è il passaggio della fiaccola olimpica ad Agrigento esattamente il 16 di dicembre. Per cui lì saremo impegnati in prima persona nella organizzazione. Poi penso che l'ultima volta è passata nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi di Torino, quindi dopo 20 anni sarà un altro evento. Spero venga appoggiato diciamo anche dalla Fondazione Città della Cultura, perché dico, non è una cosa frequente. Oltretutto un evento olimpico è difficile per la nazione averlo, e avere un pezzettino dell'evento olimpico anche nella nostra città sicuramente è un fatto bellissimo. Ultima giornata di Serie D, quali possibili scenari? Partono i play-off e i play-out per i campionati di eccellenza e promozione. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Nel girone I di Serie D, ultimo atto, infatti si gioca l'ultima per la 17ª di ritorno di un campionato che ha riservato non poche sorprese, tante emozioni e anche aspettative più o meno bruciate. L'ultima scena stabilirà finalmente chi andrà in Serie C tra Siracusa e Reggina, chi potrà affrontare l'ultimo sforzo senza alcun affanno, e tra queste sicuramente ci sono la Nissa, il Paternò, Pompeo, Ragusa, Nuova Igea e San Cataldese, mentre chi invece dovrà lottare sino all'ultimo respiro per evitare la retrocessione diretta è tra Sant'Agata e Locri, e chi invece dovrà stare attento a non scivolare nella roulette dei play-out. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti in questa ultima giornata di campionato. Ma quali sono le ipotesi per una salvezza diretta oppure attraverso i play-out? Vediamo un po' di riassumerle brevemente. Se Locri riuscisse a superare la Cireale
il Castrum Favara battesse Sant'Agata, i verdetti sarebbero questi: Sant'Agata retrocessa direttamente ad eccellenza, Acireale ai play-out, Locri ai play-out, Castrum Favara salvo direttamente, Licata invece dovrà giocare i play-out. Se invece Sant'Agata e Locri arrivassero a pari punti, retrocederebbero entrambe, in quanto avrebbero più di 7 punti di distacco minimo sulla sest'ultima. Ma vediamo un po' quali sono le partite di quest'ultimo turno. Castrum Favara città di Sant'Agata, Locri città di Acireale, Nissa Licata, Nuova Egea Virtus Siracusa con trasferta vietata ai tifosi ospiti, Pompei Enna, San Cataldese Regina, Scafatese Ragusa, Vibonese Paternò riposerà il Sambiase. Ed ora scendiamo di categoria. Si è conclusa la regular season dei 2 gironi di eccellenza di Sicilia. Adesso spazio ai playoff e ai playout. Nel girone A l'Athletic Palermo è stato promosso direttamente in Serie D. Per quanto riguarda invece i playoff, il Gela direttamente va alla fase nazionale degli spareggi tra le seconde classificate. Per quanto riguarda invece i play-out, Casteldaccia e Partinica Audace giocheranno questa domenica a partire dalle ore 16, come anche il Castelbuono con il Marineo. Praticamente le 2 squadre vincitrici rimarranno nel campionato di eccellenza. Nel girone B il Milazzo è stato promosso direttamente in Serie D, mentre per i play-off il Modica è stato ammesso direttamente alla finale, che giocherà il domenica 11 maggio a partire dalle ore 16, mentre questa domenica, sempre alle ore 16, si disputa la semifinale tra Vittoria e Davola. Per quanto riguarda i play-out, la Ionica Siracusa giocherà questa domenica a partire dalle ore 16 e alle ore 16 ci sarà anche Mazzarrone Aci Sant'Antonio. E ancora scendiamo di categoria, finale thrilling anche per le agrigentine della montagna partecipanti al campionato di promozione. Camarat e Gemini sono in finale playoff e Coppa Italia per approdare in eccellenza. Spareggio playoff per il Camarat, che giocherà questa domenica 4 maggio la finalissima contro il Montelepre a partire dalle ore 16:30 presso lo stadio Biagio Fresina di Sant'Agata di Militello. Chi vince approda al prossimo torneo di eccellenza. Discorso ancora più lungo per il Gemini del tecnico Pietro Ancona. Infatti a gambe invertite andrà a giocare a Messina contro il Messana per difendere il 2-0 dell'andata. Se riuscisse a superare questo turno accederà in finale per poi cercare di approdare in eccellenza. Adesso può succedere di tutto. Il Castrum Favara giocherà la sua prossima partita domani domenica contro il Sant'Agata con l'obiettivo di una vittoria per sperare nella salvezza diretta nella serie. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. È l'ultima partita del campionato regolamentare di Serie D Girone I. Domani il Castrum Favara praticamente decide il suo campionato. Purtroppo non sarà soltanto una questione della sua forza, ovvero di vincere la partita con la città di Sant'Agata, la squadra che ospiterà qui al Broccoleri, ma bisogna avere anche uno sguardo a quello che succede negli altri campi, in quanto la classifica e i punteggi che potranno crearsi potranno determinare la salvezza diretta oppure l'effettuazione dei play-out. Questa mattina mister Infantino, concentrato al massimo con tutti i suoi giocatori, ha effettuato l'allenamento di rifinitura per avere le ultime indicazioni, ma naturalmente tutto quello che conta, come ci dice nell'intervista e come sentirete tra poco, è la concentrazione, è essere presenti, avere la grinta necessaria per affrontare questa partita nel migliore dei modi, ovvero pensare esclusivamente alla vittoria e poi alla fine guardare quello che
succede. È un campionato che Castrum Favara ha svolto con grande dignità, soprattutto nella prima parte, con un girone di andata eccelso. Nel girone di ritorno ho qualche errore o comunque sicuramente molte difficoltà legate anche alla sfortuna, dobbiamo metterlo, e nel calcio questo ci sta pure, hanno fatto sì che Castrum Favara scendesse di qualche posizione in classifica, ma come ripeto, una vittoria e una congiunzione con gli altri risultati potrebbero regalare la permanenza in Serie D a questa eccezionale squadra, a questa compagine che merita veramente da matricola di continuare il percorso in questo eccezionale campionato. Ma sentiamo le parole di mister Infantino. L'unico pensiero che dobbiamo avere è quello di cercare la vittoria a tutti i costi, una vittoria che ci può dare la possibilità di arrivare a 33, poi non possiamo giocare su tutti i campi, dobbiamo fare la nostra partita, cercare di vincerla e poi quello che succederà su altri campi li vedremo alla fine, ma in questo momento noi ci dobbiamo concentrare sulla nostra prestazione, sulla nostra voglia di vincere e di portare a termine questo campionato con grande dignità e con grande orgoglio personale. Purtroppo però dobbiamo anche avere un occhio agli altri campi. Ma dopo io credo che innanzitutto dobbiamo fare il nostro, quello di concludere questo campionato con 39 punti e poi vedere gli altri cosa fanno. Hai preparato in maniera particolare la partita di domani? Non lo so perché ti ho visto, ma lo penso perché è un appuntamento importante. No, vabbè, c'è la giusta tensione, ma oggi non è più una questione fisica, una questione tattica. Credo che queste partite ne ho fatte tantissime, da allenatore pure, ho salvato squadre, sia 7 squadre l'ultima giornata, so cosa significa, ma al di là di questo il risultato si è ottenuto perché poi non è la condizione fisica, la tattica, ma la mentalità, la concentrazione, la cattiveria agonistica fa la differenza, la voglia di vincere, la voglia di salvarsi fa la differenza in questo sport. Hai visto negli occhi dei tuoi ragazzi questo? Ma sicuramente sì, ormai ci conosciamo bene, quando mi vedono così parlo soprattutto agli uomini, parlo soprattutto ai miei uomini, perché adesso deve uscire fuori la persona, l'obiettivo, l'orgoglio personale. Io ci lavoro tanto su questo perché credo che quando tu hai questa capacità, questi valori, credo che poi alla fine i risultati vengono, non ci sono dubbi. Giusta concentrazione, giusta grinta, giusta preparazione per veramente, come dicevi sempre tu, regalare alla città di Favara la permanenza in Serie D. Regalare la salvezza alle nostre famiglie, alle persone anche che sono a casa e soffrono per noi, al favarese che ama questi valori in un modo viscerale, a noi stessi, alla società. Io credo che è un obiettivo che meritiamo, abbiamo fatto tantissimi sacrifici, siamo partiti il 24 luglio e credo che questa squadra, con tanti problemi che abbiamo avuto, infortuni, giocatori che adesso non ci sono più, credo che tutti insieme meritiamo questa salvezza e io credo che questa salvezza la otterremo perché ho degli uomini che hanno lo stesso obiettivo. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.